Vecchia che frigge le uova, noto anche come La friggitrice, è un dipinto a olio su tela realizzato da Diego Velázquez nel 1618. In quest'opera l'attenzione è interamente rivolta alla figura umana, rappresentata nella maniera più schietta possibile. La poetica di Velázquez si concentra sulla ricerca del vero, sul racconto di personaggi popolari studiati direttamente dalla strada. Così suonatori, venditori, bevitori diventano gli umili protagonisti della scena. Il dipinto ci presenta una donna anziana seduta davanti a un tegame di terracotta con all'interno delle uova che stanno cuocendo. Nella mano destra ha un cucchiaio di legno. Nella sinistra stringe un uovo. Il volto della donna è scavato dall'età, le sue mani sono rugose, dimostrazione di una povertà che l'ha costretta a lavorare sempre. Davanti a lei c'è un fanciullo in abito scuro che rivolge lo sguardo verso lo spettatore. Ha un oggetto rotondo in una mano, forse un formaggio, e un fiasco di vino nell'altra. Il ragazzo ha l'espressione seria, preoccupata, come quella di chi fosse stato caricato di una responsabilità che deve portare a compimento. Le due figure risaltano in un ambiente dove la luce sembra attaccarsi razionalmente ai soggetti umani e alle suppellettili necessarie ad illustrare la scena. Lo sfondo infatti è scuro, come se le pareti fossero refrattarie alla luce. In realtà si tratta di un abile espediente attuato da Velázquez per mettere in risalto la condizione umana dei due protagonisti, illuminata soltanto dalla loro dignità. Ed è proprio negli oggetti che la luce ci illumina sulla maestria di Velázquez e nell'utilizzo del colore, la trasparenza del vetro del fiasco che il ragazzo tiene in mano, i mestoli attaccati al muro alle spalle della donna, l'ombra del coltello sulla ciotola, la cipolla sul tavolo. Il dipinto è carico di teatralità e contrasti chiaroscurali, uno spaccato di autenticità che ci racconta una scena ordinaria che nasconde significati profondi.